Caso. Procediamo con l'ipotesi di omicidio volontario aggravato e per occultamento di cadavere, perché è stata trovata questa persona, cadavere bruciato in zona impervia, nascosto da un mucchio di sassi con un coltello vicino, coltello e persona carbonizzati, cadavere irriconoscibile, quindi non abbiamo la certezza della sua identità. I carabinieri hanno scelto, in base alle indicazioni che avevano, una determinata pista, pista collegata all'identità della vittima, questo tale Gualtieri. Bisognerà avere delle conferme anche su questa identificazione, che verosimilmente arriverà con certezza dopo l'autopsia e dopo gli accertamenti medico-legali. La convalida è stato un fermo fatto d'urgenza e di iniziativa dalla polizia giudiziaria. Noi abbiamo chiesto la convalida nei confronti delle persone fermate e abbiamo chiesto ovviamente anche la misura cautelare, perché riteniamo che queste persone, visto le modalità dell'omicidio, sono delle persone anche pericolose, che possono commettere ulteriori reati o cercare di inquinare le prove. Aspetterei la risposta del giudice, perché sono elementi, diciamo, valutati in prima battuta dalla polizia giudiziaria e carabinieri e in seconda battuta da noi.